Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar. Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Buongiorno e ben trovati in nuovo appuntamento con Buongiorno 131 estate, lunedì 13 luglio, puntata numero 3 di questo nuovo format estivo, ma do ovviamente il buongiorno al nostro Francesco Aresu. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come stai? Insomma. Sei una carogna. Sentito l'audio adesso. Insomma, diciamo che non è stata una notte divertentissima, diciamo così, però insomma dai, ci sono cose peggiori. Assolutamente. Allora, salutiamo Giovanni, ben trovato, grazie di tutto e buona stagione, vi prego se volete invitate più spesso in Van Paone, assieme siete insuperabili per competenze e simpatia. Grazie mille, buona tinca a tutti, anche a te, grazie. Salutiamo Faccio, ben trovato Gabri. Fazzini e Winx stanno facendo visite mediche, ne parleremo ovviamente. Salutiamo anche Pier Giorgio, salutiamo Snoopy, buongiorno anche a te. E buongiorno a Oliver, siete mancati e manca anche chiarezza su questo centrocampo. Ma è vero che arriva anche Maldini, finché non dice 131 non ci credo, come lo vedete il nuovo centrocampo? Saranno uscite? Ci saranno uscite, immagino che voglia dire. E buongiorno anche a Traccada. Insomma, oggi Fra inizia ufficialmente l'allenamento, il ritiro del Cagliari, si sono ricontrati ieri sera, da stamattina in campo ci sarà doppio allenamento, è a porte chiuse, quindi noi non ci saremo internamente, ma esternamente stasera ci saremo, lo spoileriamo già, faremo comunque una diretta da Semini, giusto anche per fare un po' il punto della situazione, ma il primo punto, stamattina Winx sta facendo le visite mediche a Villa Stewart, abbiamo visto il video, anche con Roberto Muzzi, quindi venerdì ti ricordi avevamo detto insomma bisogna capire cosa farà il Cagliari, via Palestra, via Gaetano, chi imposterà il gioco, e starebbero arrivando due centrocampisti, ovvero
Harry Winks dall'Leicester e Jacopo Fazzini dalla Fiorentina. Qual è il tuo commento? Sì, sono entrambi a Villa Stewart? Ok, sono Fazzini entrambi a l'avevo Villa perso. Stuart, quindi arrivano, non è che insomma, possiamo anche togliere il condizionale, ma il pensiero, cioè, continuo ad avere qualche dubbio sull'operazione Wings, non per altro, ma poi magari sicuramente ci stupirà e sarò il primo a fare i complimenti a tutti, quindi da Cardi in giù, insomma. È chiaro che il dubbio deriva un po' dal fatto che è un giocatore che in Inghilterra ha una grande storia, un grande passato, ma un presente negli ultimi anni non esattamente fulgido, diciamo così. E quindi ci sta che sia stata presa una pedina di esperienza per appunto per aiutare nell'inserimento soprattutto Alessandro Romano, ci sta che sia stato preso un inglese per provare a inserire anche il giovane Akarachiri, però è possibile che si sia dovuti andare in Inghilterra a prendere un giocatore retrocesso in Serie C, tra l'altro al termine di una stagione comunque anche a livello numerico sì, buona, ma non clamorosamente positiva, ecco, quindi non lo so. Mentre Fazzini è un ottimo colpo, secondo me, perché è un giocatore che volevano in tanti, un giocatore che l'anno scorso a Firenze probabilmente ha pagato molto lo scotto del passaggio da una squadra piccola come l'Empoli a una squadra invece con grandi ambizioni come la Fiorentina, e quindi un giocatore che ha fame, un giocatore che ha voglia, una voglia di, insomma, anche di rimettersi in pista e di far vedere che è il giocatore che si è visto e che si è ammirato anche a Empoli, un giocatore duttile che può fare la mezzala, può fare il trequartista. Io credo che venga a fare la mezzala al momento, ipotizzando il 4-3-2-1, insomma, quello con cui il Cagliari di fatto poi ha chiuso lo scorso campionato come sistema di gioco, e quindi vedremo. Sulle uscite, è chiaro che non possono restare tutti, certamente, 31 più 2, perché sono tanti, anche se poi a centrocampo sì, sono tanti, ma neanche più di tanto, perché comunque uno è andato via, che è Gianluca Gaetano, ovviamente. Un altro che dovrebbe andare via a breve è Matteo Pratti, quindi bisognerà capire se già durante il ritiro oppure se più tardi. Si parla dell'interesse del Racing di Santander per lui, cioè il fatto che un giocatore come Pratti, pur di andare via da Cagliari, sia disposto ad andare in una neopromossa in Spagna, insomma, fa anche un po' capire qual è anche la piega che ha preso la sua carriera dopo la scorsa stagione, che doveva essere quella del rilancio, e invece così non è stato, e quindi sicuramente ci saranno delle uscite. Winks, per fare chiarezza, viene a fare il play, quindi il Gaetano, per capirci, insieme a Romano. Bisognerà capire chi inizierà e chi subentrerà, chi sarà il backup. Mentre Fazzini, come dicevamo, dovrebbe fare la mezzala, quella di inserimento, quella tecnica alla Foloruncio, insomma, un po' per avere un'idea meno fisica di Foloruncio, chiaramente, però comunque più tecnico però rispetto a Foloruncio, con molta tecnica. Ma io, allora, sul discorso di Fazzini, è vero che tu lo vedi come mezzala, però lì sarebbe un centrocampo un po' gracilino. Io forse lo vedrei un po' più avanti, lo sai? Gracilino Gracilino, insomma, cioè se metti Romano è 1,85 m, 1,87 m, quant'è? È bello grosso. Metti Adopo dall'altra parte, cioè, non mi sembra così gracilino il centrocampo, anche perché poi comunque considerate anche il fatto che
che secondo me non vedremo un Cagliari, come si è visto l'anno scorso, un Cagliari granitico nelle scelte, cioè oramai abbiamo capito che con Pisacane i titolari sono 16, sì, poi ci sono quelli che giocano un po' più degli altri, chiaramente, però insomma io credo che comunque ci sarà poi anche la possibilità un po' per tutti comunque per giocare e tutto. Poi ripeto, bisogna sempre capire. Esatto. Questo è alla fine, anche perché il discorso di Winks viene dalla doppia retrocessione con l'Eister, ma ricordiamo ha già giocato in Serie A. Scusa che apro la finestra, un attimo. Ok, che ci sono 200 gradi. No, Winks, non vedo la luce. Che Winks comunque anche alla Sampdoria, quindi nell'esperienza che ha fatto in Italia, non è andato benissimo, la Sampdoria è retrocessa, però ecco, io lo vedo più come un giocatore di esperienza che magari dia un po', funga un po' da guida, da chioccia per i tanti giovani che ci sono a centrocampo. Quindi vediamo un attimino, è un giocatore di esperienza, forse negli ultimi anni non ha convinto, però ricordiamoci, scuola Tottenham, ha giocato anche una finale di Champions League, magari si potrebbe riprendersi. E lo stesso Fazzini lo scorso anno ha avuto anche problematiche fisiche, appena 5 partite da titolare con la Fiorentina, ha un po' pagato sia il cambio di ambiente ma anche una stagione clamorosamente negativa da parte della Fiorentina. Insomma, non si stava benissimo a Firenze lo scorso anno. Quindi sono due giocatori che comunque nell'ambiente Cagliari potrebbero sicuramente far bene. Quindi vedo più positivo il discorso Fazzini rispetto a Winks, però su Winks lo voglio vedere in campo. Questa è la mia. Assolutamente. No, ma noi infatti non stiamo bocciando nessuno, ci mancherebbe. Semplicemente ribadisco, non mi ha convinto al 100%, ecco, il modo di andare a cercare il sostituto di Gaetano, cioè di fatto tu stai sostituendo il giocatore, cioè uno dei più forti, magari non il più forte, ma sicuramente uno dei più forti, e lo stai sostituendo con una scommessa, che è un ragazzo, ovviamente, di grande prospettiva, perché se il Cagliari ci ha investito 5 milioni, insomma, vuol dire che ha dei mezzi certamente importanti. È un altro giocatore che è uscito un po' dai radar del calcio che conta, entrambi retrocessi in Serie C. Cioè, io capisco che il messaggio che si lancia alla tifoseria, insomma, secondo me si poteva cercare di fare qualcosa di meglio. Ecco perché invece Fazzini va preso come un bel colpo da quel punto di vista, cioè un giocatore di prospettiva, un giocatore che ha voglia di rifarsi. Poi intendiamoci, anche Winks sicuramente avrà voglia di rifarsi dopo la retrocessione dell'Eister, dopo la doppia retrocessione dell'Eister peraltro. Esatto. Quindi quello sicuramente, però non lo so, ogni tanto magari anche qualche certezza in più. Si poteva puntare su questo, a meno che appunto il Cagliari non stia conservando un po' i denari per il discorso attaccante, qualora dopo il ritiro venissero fatte delle valutazioni sui vari Belotti, Mendy, Borrelli e compagnia, che magari porteranno appunto la società a dover intervenire su un attaccante vero, ecco, diciamo così. Non che gli altri non lo siano, però insomma un attaccante vero, nel senso che ci dovrà puntare un bel po' di soldi, ecco. Allora, ringraziamo tanto Pirix78 per la donazione, dice alla sinistra Felici e puntini. Beh, Felici, ecco, vedi, lui può essere uno dei due che può giocare a supporto della punta. Quindi a quel punto Felici Esposito è una prima punta. A quel punto Fazzini sarebbe la mezzala. Da questo punto di vista, ecco perché è ovvio che un giocatore come Felici, che dovrebbe recuperare al 100%,
è sicuramente quel valore aggiunto che era stato perso all'inizio della scorsa stagione, quando comunque stava facendo bene. Quindi quest'anno è l'anno, possiamo dire, della consacrazione da parte di Felice. Cioè quest'anno Felice deve dimostrare la crescita parziale, perché poi si è infortunato, che ha avuto la scorsa stagione, e sicuramente Pisacane ci punta e può essere un papabile titolare. Bisogna vedere come starà, bisogna vedere come starà dal punto di vista fisico, da come avrà recuperato dall'infortunio. Ora, secondo me, anche nel suo caso, insomma, non lo so, sinceramente non... Bisogna vederlo in allenamento, ecco. Cioè nei prossimi giorni speriamo di poter entrare appunto al centro sportivo per vedere un po' come sta lui, come sta Belotti, come starà poi anche lo stesso, come saranno i nuovi, cioè Winks, Fazzini, Acarachiri, Romano. Cioè la curiosità chiaramente è soprattutto per vedere loro. Poi ci sono anche tanti altri giocatori all'interno dell'elenco dei convocati il cui destino è ancora in forse, e ci sarà da capire anche loro, per esempio, se proveranno a mettersi in mostra per provare a convincere Pisacane a trattenerli, oppure se semplicemente sarà un periodo di passaggio per farsi trovare pronti per le nuove squadre in cui andranno a giocare. Non lo so, sinceramente, ripeto, è un po' presto, considerando che è iniziato ieri il vero e proprio ritiro, e oggi ci saranno i primi allenamenti. È un po' presto per valutare cosa sarà anche appunto di Felici e degli altri. Vediamo un po'. Roby, confermiamo. Ciao. Salutiamo anche Roby. Ciao Roby. Confermiamo. Allora, c'è una domanda di Bilancizio che dice: domanda tecnica. 2 inglesi acquistati vuol dire aver completato già gli slot da extracomunitario, anche con la cessione di Zita all'estero non c'è altro slot, o esiste ancora la regola che il primo britannico preso non conta come slot da extracomunitario? Guarda, devo essere sincero, non saprei, mi devo informare bene su questa roba. Sì. Credo comunque che la seconda, cioè la regola che dice Vizio sia ancora valida. Però devo capire. Guarda, faccio una ricerca al volo. E poi c'è anche il discorso, in tanti stanno chiedendo di Daniel Maldini. È uscita fuori questa news del fatto che Maldini possa venire a Cagliari. Dico già la mia sul discorso di Maldini. È un giocatore. Mi sta avendo il dubbio, dico a Bizio, che Acarachiri, siccome sia in età da primavera? Da primavera forse non lo so, non però. Conta Aspetta. come slot extracomunitario? Vediamo un po'. Allora, dicevo, quindi sul discorso di Maldini, così tu puoi proseguire, è un giocatore che a me sinceramente non convince, è un giocatore che ha avuto diverse esperienze, ormai gioca già da diversi anni in Serie A, ha fatto diversi ruoli, non ha mai convinto nelle squadre dove è andato. Sarri l'ha avuto lo scorso anno alla Lazio, l'ha provato come falso 9, mi pare che abbia fatto solo una rete, e adesso comunque è di proprietà dell'Atalanta. Sarri è l'allenatore dell'Atalanta, quindi è ovvio che un giocatore che Sarri, avendolo già allenato lo scorso anno, vorrebbe provare qualcosa di diverso. Quindi ecco che da questo può uscire la voce su Daniel Maldini. Ripeto, a me è un giocatore che non convince. Poi va visto in un ambiente come Cagliari, va visto con un allenatore come Pisacane. Non lo so, mi aspettavo di più da un giocatore come lui. Ogni anno può essere la scelta giusta, può essere comunque la squadra giusta, però ogni anno delude. Quindi non è un giocatore che mi accende, anzi mi lascia, cioè non è un giocatore che mi convince, questa è la mia. Poi non so tu, Fra, cosa ne pensi di Daniel Maldini.
È un altro giocatore che ha bisogno dello spazio e della fiducia per esplodere. È un giocatore che negli ultimi anni ha fatto bene solo a Monza, in un contesto in cui aveva spazio, in un contesto in cui poteva giocare, poteva effettivamente mettersi in mostra. Poi è andato all'Atalanta e tra Bergamo e poi il prestito alla Lazio, per il resto non ha fatto granché. Sicuramente ha un cognome pesante, soprattutto in questo periodo, visto che il padre da qualche ora è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Azzurra, e credo anche che portare quel cognome, visto soprattutto il passato del padre, oltre che del nonno, non sia assolutamente facile. Ciò detto, è un giocatore che mi ricorda un po' per certi versi Sebastiano Esposito, il Sebastiano Esposito dello scorso anno. Cioè, io credo che il Cagliari stia continuando in questa logica, questa strategia di portare giocatori che si devono riprendere, che si devono rivalorizzare, rivalutare, giocatori che hanno avuto soltanto degli sprazzi nell'ultimo periodo. Se ci pensate, così era stato anche per il trio dell'Atalanta, no? Soprattutto con Piccoli e Zortea, riportati a Cagliari, cioè meglio, portati a Cagliari per avere spazio, per potersi effettivamente consacrare. Credo che Maldini rientri anche lui in questa logica, soprattutto poi Maldini rientra nella maxi operazione Gaetano. Cioè, se vi ricordate, qualche settimana fa dicevamo questo, cioè il Cagliari ha chiuso per 12 più 2, 10 subito, altri 2 nei prossimi mesi, primi mesi della stagione, poi gli altri 2 a fine stagione. Però diciamo, questi famosi 14 milioni per Gaetano, era facile pensare che ci potesse rientrare qualche giocatore dall'Atalanta. Maldini era uno di quelli che comunque interessava, e deve essere che appunto poi negli ultimi giorni, vedendo un po' tutto, il Cagliari stia anche provando a capire se effettivamente si può fare. Il dubbio, che poi è quello che dice Bizio nella sua domanda, ma è il dubbio che poi circola chiaramente anche da tempo. Cioè, vedo anche nelle storie di Mattia l'Eccelso, tanto per dire, insomma, Tommaso, Loci solo Mondo Calcio, insomma, di fatto anche nel mondo youtubistico, diciamo così, ci sono ancora un po' di dubbi sul discorso Esposito, perché chiaramente cioè, quando girano certe voci, appunto poi anche da personaggi molto vicini ai calciatori, il tuo amico Erfaina nello specifico, non sono mai voci casuali, soprattutto in questa fase fase storica del mercato e anche del giornalismo, in cui le società tendono a tenere nascoste le cose il più possibili e le voci escono dagli ambienti legati ai calciatori. E se un personaggio appunto come Erfaina, che è molto vicino ad Esposito, dà quelle informazioni, diffonde quelle informazioni, beh, di fatto, insomma, non dico che stia parlando di calciatore, ma quasi. Quindi può anche essere che effettivamente magari Maldini possa arrivare da subito per essere inserito nel sistema, in vista poi di un'eventuale partenza di Sebastiano Esposito, ma io al momento non ho notizie su offerte. Cioè, la situazione è sempre la stessa: un giocatore che piace a tante squadre, però il Cagliari chiede tanto, e in questo caso, secondo me, molto di più che per Gaetano, il Cagliari non potrà permettersi di chiedere poco, perché c'è quel famoso 40% di percentuale da dare all'Inter, e quindi insomma, chiaramente quello incide. Assolutamente. Allora, abbiamo già il nostro ospite, lo facciamo entrare, è arrivato anche un po' prima, quindi sì. ne approfittiamo.
Allora, lo facciamo entrare subito. Eccoti qua. Ciao Vito, ben trovato. Ciao Vittorio. Vorrei andare via prima perché sono in partenza per missioni speciali. Molto bene, molto bene. Come stai? Bene, bene, voi come state? Beh, al Accaldati. fresco, dai. No, io sono Tutto sommato al fresco. Tutto sommato al fresco. Vai Luca. Allora, entriamo un po' in scivolata, Vito, perché stamattina ci sono le visite mediche da parte di Harry Winks e Jacopo Fazzini, 2 nuovi arrivi del Cagliari. Ti chiedo subito cosa pensi di questi 2 giocatori, che tipo di operazione pensi che abbia fatto il Cagliari su questi 2 giocatori? Uno, un giocatore giovane che comunque deve necessariamente recuperarsi, e dall'altro un centrocampista inglese di esperienza, ma che viene dalla doppia retrocessione con l'Leicester e ha avuto anche un'esperienza in Italia con la Sampdoria, e anche con la Sampdoria è retrocesso. Insomma, 2 profili completamente diversi. No. No, a parte gli scherzi. Secondo me è un giocatore tipico, cioè questo dovrebbe servire anche ad avere quella voglia di riscatto che serve molte volte, che i giocatori nutrono. C'era qualcuno che diceva, mi pare nello specifico Ancelotti, che no, non è Ancelotti, comunque un altro allenatore, che diceva, Cappello, diceva io non mi preoccupo del calciatore quando veniamo da una sconfitta, perché il calciatore che viene dalla sconfitta abitualmente ritorna il lunedì che si allena il triplo perché vuole riscattarsi immediatamente. Quindi Winks lo accoglierei con questo spirito, con l'idea di un giocatore che vuole dimostrare, insomma, di non essere, intanto di non portare sfiga, e di essere un giocatore che può in qualche modo incidere nel centrocampo del Cagliari. L'operazione la vedo bene per un semplice motivo, indipendentemente dal valore dei due. Intanto Fazzini vuol dire che mi incuriosisce parecchio, è uno di quei giocatori che secondo me non ha espresso ancora totalmente il suo valore, perché è finito in squadre dove l'alternanza non gli permette la continuità. Un po' il discorso di Palestra quando è arrivato, che il fatto di essere un giocatore che arrivava da altre realtà dove non giocavi sempre non ti permetteva poi di trovare quella costanza e quella continuità che ti serve per esprimerti al massimo. Quindi Fazzini da questo punto di vista penso che sia un giocatore che ti può dare tanto. L'altra cosa che mi piace è il fatto che partito Gaetano non hai aspettato ad avere altre soluzioni, li hai presi subito, i giocatori che servono per il centrocampo, dove numericamente eri sotto rispetto agli altri settori, perché anche i prestiti riguardavano soprattutto il reparto centrale. Quindi da questo punto di vista tutto positivo. Mi preoccupava invece il discorso che si faceva, che vi stavo ascoltando per questo, relativamente a tutti gli altri sono i giocatori che sembra che si sia sempre in vendita, insomma, sembra un mercato sempre aperto. La continuità di cui abbiamo celebrato la conferma di Pisacane, a mio giudizio rischia di essere vana, anche a livelli diversi. È vana comunque se inizi il precampionato e hai giocatori del tutto diversi rispetto all'anno scorso, perché devi farli adattare, farli trasmettere una mentalità, quindi stai ripartendo da zero, se ne cambi troppi e se ne cambi nei ruoli fondamentali. E contemporaneamente diventa ancora di più un danno se questi ruoli li ricopri a fine mercato, perché poi sappiamo che il mercato mica si consuma in questi giorni, andrà avanti e soprattutto gli ultimi colpi saranno riservati alla fine del mercato. Quindi la continuità, che potrebbe essere un vantaggio, alla quale arriviamo, a continuità tecnica, alla quale arriviamo dopo tanti anni in cui questa non c'era, potrebbe non valere più se per caso cambi troppo e cambi tardi. Addirittura cambi troppo è già una condizione che viene peggiorata se cambi tardi. Quindi io spero che almeno i giocatori cardine, Caprile per la porta, il settore difensivo che non cambi troppi giocatori, Adopo che rappresenta comunque secondo me una delle certezze del centrocampo, e se voi dopo averlo aspettato tanto, soprattutto Esposito l'hai aspettato tanto, hai investito su di lui, hai tollerato anche dal mio punto di vista un modo di giocare molte volte egocentrico, dopodiché quando poi hai iniziato a essere uomo squadra te ne privi e buonanotte, se devi ricominciare con un altro con lo stesso spirito diventa veramente complicato. Ti faccio un'altra domanda su un altro giocatore e poi passo la parola a Fra, che è Belotti. Belotti, nuovo contratto, nuovo arrivo in aeroporto, tanto entusiasmo, è un giocatore che l'anno scorso aveva iniziato benissimo con la doppietta Lecce, poi c'è stato l'infortunio. Ecco, che cosa ti aspetti da un giocatore come Belotti? Il secondo anno di Belotti come lo aspetti?
Guarda, Come te lo intanto aspetti, scusa? non vorrei che fosse un'azione promozionale, secondo me se fosse solamente un'azione promozionale Belotti sarebbe stato confermato. Potrebbe comunque esserlo, perché sai, lo perdi, lo riacquisti, è come quando perdi un gioiello che magari non te ne fregava niente, nel momento in cui lo perdi ti manca tanto, poi lo ritrovi, sei felicissimo. Quindi non vorrei che fosse, ma non credo che sia una operazione di questo tipo. Credo che Belotti reintegrato sia intanto un atto di romanticismo da parte del calciatore, che già mi era piaciuto lo spirito dopo l'infortunio, come si era comportato, e contemporaneamente un bel messaggio al calcio in un periodo in cui abbiamo bisogno anche di un po' di identità, di appartenenza, di qualcuno che ci riconosca piazza valida, che ci sposi, non quelli che vengono scartati sempre, che cerca Pivella non ne trova mai. Quindi da questo punto di vista uno come Belotti che ti viene a cercare, che rinuncia a una consistente parte di stipendio, che sposa Cagliari, e quindi questa è la cosa più importante, è già un aspetto positivo. Credo che, conoscendo il pragmatismo cagliaritano, l'affare ci sia, cioè nel senso che c'è stato un bivio a un certo punto. Belotti si è fatto curare da uno staff medico di sua fiducia e non dal solito procedimento del Cagliari. Il Cagliari a quel punto chiaramente doveva verificare, non avendolo seguito personalmente, lo stato di forma di Belotti, cioè il recupero di Belotti. Credo che abbia valutato anche questo, e valutando anche questo che Belotti sia nelle condizioni di poter fare una preparazione completa, che questo è fondamentale, perché secondo me l'infortunio di Belotti era legato a un eccessivo desiderio di Belotti di mettersi in mostra rispetto a quello che la sua condizione fisica e atletica in quel momento potevano fare. Perfetto, Fra? No, Vito, io ti chiedo un po' invece sulle aspettative su quei giocatori che l'anno scorso hanno fatto intravedere soltanto qualcosa, oppure alcuni proprio non hanno praticamente mai avuto spazio. Uno su tutti pensa al Barrassin, no? L'altro giorno abbiamo avuto Enzo Francescoli, il nostro ospite, e lui si è sbilanciato tanto. Insomma, se Enzo Francescoli si sbilancia a favore di un giocatore che effettivamente poi noi in Italia abbiamo conosciuto ben poco, insomma qualcosa vorrà dire. Quindi magari come vedi intanto appunto la stagione del Barrassin, se effettivamente potrà essere un giocatore da scoprire. E poi uno dei temi che tornano spesso nelle nostre dirette, nei commenti, quando parliamo un po' di mercato, di giocatori da valutare, è quello relativo a Kingston, l'attaccante zambiano, che torna da un ottimo anno in Austria. Pisacane lo conosce perché l'ho avuto praticamente per 2 anni in primavera, quando faceva su e giù dalla prima squadra. Secondo te che tipo di spazio potrà avere in questo ritiro Kingston, e soprattutto se effettivamente ha delle buone possibilità di restare fino a fine stagione? Allora, parlo dal Barrassine. Secondo me nella mente di Fabio di Pisacane c'è l'idea di poter recuperare i giocatori che mancano in Italia, quelli che ti puntano all'uomo, che ti creano il sovrannumero, che vanno a crossare oppure vanno a tirare. Il Barrassine è uno di questi, che avevamo una volta in quantità doppie, triple, li scambiavi con quelli forti, alti fisicamente, perché ne avevi tantissimi, e che non abbiamo più, perché facciamo la selezione a livello giovanile, quando arrivano ai 15-16 anni, se c'è il giocatore di talento che è più basso di 1,74 lo scarti, e quindi molte volte non li abbiamo fatti crescere questi giocatori più. Ecco la ragione per la quale fatichiamo. E forse io spero che nella riflessione della sconfitta contro la Bosnia, dove abbiamo avuto a che fare con degli esterni che a mio giudizio non erano neanche di classe eccelsa, ma contro i quali non siamo più capaci di giocare, perché ti puntano e non sai più che cosa fare, perché ti aspetti sempre la serie di passaggi invece che l'uomo che punta. Ecco, al Barrassin credo che sia uno di questi giocatori, cioè se Francesco ne ha parlato è perché probabilmente è uno di quei giocatori che punta all'uomo, e quindi credo che possa essere veramente utile alla causa, insieme a Felici, che dall'altra parte rappresenta un giocatore pure di questo tipo e che ci è venuto a mancare veramente tanto l'anno scorso. Lo abbiamo ritrovato quasi per caso, perché ci stavamo disfando anche di lui per queste caratteristiche, perché vogliamo sempre giocatori che sappiano invece fare lo spartito, lo sappiano condurre nel migliore dei modi. Quindi secondo me Albarracin potrebbe essere un giocatore a sorpresa, ma anche lo stesso Rattling. Nell'operazione degli acquisti di gennaio io ci vedo un po'
il ragionamento che, almeno spero che sia così, perché voglio pensare sempre positivo, l'operazione che si fece a suo tempo, o meglio che si fece perché finivano per intercedere i senatori, con Nainggolan. Nainggolan arrivò a gennaio. Arrivando a gennaio, la sua parte di stagione a gennaio non fu decisamente positiva, perché fu espulso la prima partita contro, o in una delle prime, forse la prima partita titolare, era entrato nel secondo tempo, contro il Chievo, dopo praticamente una delle sue prime comparse, e successivamente si pensava di mandarlo indietro. Lì furono Conti, Agostini, quando c'era il gruppo Lopez, il gruppo che contava dentro lo spogliatoio e metteva becco anche su queste cose, che convinsero il presidente Cellino a tenere Nainggolan. Perché faccio il paragone? Non perché sono paragonabili a Nainggolan questi giocatori, ma perché comunque i giocatori hanno bisogno di quei 4-5 mesi, soprattutto quando sono stranieri, per potersi adattare. Nainggolan era straniero fino a un certo punto, però dovevi adattarti al clima, alla squadra, alla mentalità dell'allenatore, alla città. Ecco, io credo che questi 5 mesi inutili apparentemente di Albarracin e Ratling invece servano siano serviti proprio per questo. Ora iniziano dopo aver già fatto, diciamo, l'anno di prova o i 6 mesi di prova, e possono iniziare fin dall'inizio con la preparazione. Ed ecco perché penso che possano essere 2 nuovi acquisti a tutti gli effetti, perché non sono stati 2 nuovi acquisti da gennaio ad oggi, lo potrebbero diventare adesso. Luca? Mutuanda. Sì. Non lo so perché nella covata di giovani che ci sono, pensa a Mendy, pensa a 3P, pensa a Mutuanda, secondo me alla fine si farà una scelta, non li terrai tutti e 3. Io credo che dei 3 forse Mendy è quello più avanti, è quello che ha più possibilità per caratteristiche, per struttura fisica, per cattiveria, per ordine tattico anche, a differenza di Mutuanda, che è un giocatore molto più estroso. Ci fosse ancora, o meglio, se c'è nel concetto di Pisacane il cosiddetto casino organizzato di fascetti o l'imprevedibilità che vedeva Mazzone, che quando gli chiedevi Dario Silva diceva ma non lo capisco neanche io cosa vorrei fare, immaginate gli avversari. Cioè, quando hai uno di questi giocatori, secondo me uno di quelli un po' indisciplinati dal punto di vista tattico, imprevedibile però dal punto di vista dell'efficacia. Quindi bisogna capire se si preferisce avere degli attaccanti diligenti che svolgano anche lo spartito e sappiano magari trovare anche l'intuizione giusta al momento giusto, oppure un giocatore meno disciplinato da questo punto di vista, ma lo dovrà dimostrare Mutuanda in questo periodo, perché poi secondo me durante questo periodo si giocano la possibilità di rimanere. Pensi anche tu che il mercato del Cagliari avrà una seconda fase a partire dal trofeo Gigi Riva? Cioè nel senso che fino a quel momento ci saranno le valutazioni. Le valutazioni, sì, insomma, cioè cercare di capire chi effettivamente potrà essere utile alla causa. Un po' come era successo l'anno scorso, ma secondo me quest'anno ancora di più, perché l'anno scorso c'era anche un po' il discorso di un Pisacane che doveva prendere le misure col ruolo, con meno autorità allora. Esatto. Era il primo che doveva stare zitto in riga, perché era il primo che doveva dimostrare tutto. Oggi, dopo un anno e dopo un risultato, diciamo che può mettere becco anche su quelle che sono le potenziali partenze, e forse anche la scelta di Accardi in questo senso è compatibile con questa idea di Pisacane che dialoga con Accardi. Secondo me il dialogo con Angelozzi, lui che non era nessuno dal punto di vista come allenatore, perché non era mai stato allenatore di Serie A, che va a interloquire con Angelozzi che veniva forte della sua esperienza, il dialogo era debole per quanto riguarda Pisacane. Oggi secondo me quel dialogo invece è alla pari. Essendo alla pari, secondo me ci saranno molte più scelte legate anche all'idea che Pisacane ha, perché l'anno scorso, facciamo un esempio concreto, perché tutti abbiamo celebrato Palestra arriva qua per fare il terzino sinistro, perché ce ne mancava uno, dopodiché è stato inventato in quell'altro ruolo e ha avuto l'efficacia. Idrissi probabilmente, se Palestra avesse fatto il terzino il sinistro non sarebbe rimasto. Quindi ci sono state un paio di circostanze anche positive in tutto quello che è successo, che ci ha portato a scoprire Palestra in quel ruolo e contemporaneamente scoprire anche Idrissi dall'altra parte. Ecco, l'anno scorso questa cosa è capitata, non dico per caso, ma con grandi resistenze,
perché se poi abbiamo visto anche la partenza di Vinci Guerra l'anno scorso, abbiamo visto la partenza anche di tutti gli altri giovani che c'erano, ne sono rimasti pochi di quella nidiata, gli altri sono andati quasi tutti in prestito. Io credo che quest'anno qualcuno in più possa restare in virtù dell'autorevolezza che ha conquistato Pisacane anche nelle opinioni di questo tipo. Per rispondere a Oliver che chiede quanto è costato il controriscatto di Mutandua, ovvero di Kingston, è semplice, il Reed lo ha riscattato per 750 milioni, il Cagliari gli ha ridato 1 milione, quindi di fatto il costo vivo è 250 mila euro. Così, Certo. giusto per chiudere anche il Questa è discorso. stata Vai l'operazione. Luca. No, c'è anche un discorso. Il discorso attacco, hai fatto tanti nomi, Vittorio. È uscito, ne stavamo parlando prima con Fra, il discorso di Daniel Maldini. Ci sono troppi giocatori offensivi, nel senso, abbiamo parlato di Belotti, Borrelli, Kingston, 3P, Mendy, Albarracin, Felici, Sebastiano Esposito. Si sta facendo il nome di Daniel Maldini. Sono troppi attaccanti, troppi giocatori offensivi. Io non vedo un Cagliari così offensivo. Quindi, alla luce di questo, chiaramente qual è il dubbio? Ma non è che poi uscirà un giocatore come Seba Esposito, che è il giocatore, come hai ricordato bene tu all'inizio di questa diretta, è un giocatore da cui ripartire, perché è stato aspettato, è stato coccolato, adesso che ha ripreso, ha fatto un buon finale di campionato, magari viene venduto a una certa cifra. E quindi c'è sempre quel discorso di dover riniziare. Sì, sono d'accordo con te, effettivamente l'analisi è logica, è razionale, fa paura per quanto riguarda il discorso di Esposito. Devo parlare di Daniel Maldini, però dico allora, il discorso di Esposito io lo vedo sacrificabile, tra virgolette, da questo punto di vista, ma con un investimento su quello che hai, se proprio lo devi fare. Cioè a quel punto Belotti, Borrelli, Albarracin, Felici, Mendy, 3P e via dicendo, dico, vuoi scommettere su qualcuno, ma scommettiamo su quelli che abbiamo, scommettiamo su quelli che abbiamo già visto. Scommettere su Daniel Maldini e magari mettere in secondo piano tutti questi, secondo me sarebbe un affronto a quella che è la logica di cui abbiamo tante volte parlato, al principio della valorizzazione e via dicendo. Cioè continuiamo a essere un autonoleggio, un calcio noleggio. Cioè praticamente io ti noleggio la squadra per valorizzare un giocatore, il giocatore viene valorizzato, ti rendo la squadra, ti rendo il tutto e vado via. Sì, perché rischia di essere questo, perché poi Palestra è così, Esposito è così, Gaetano è così, cioè alla fine veramente diventa il Cagliari il calcio noleggio del calcio italiano, dove tu mandi il calciatore perché sai che gli insegni a guidare l'auto. Una volta che insegni a guidare l'auto vieni pagato per avergli insegnato a guidare l'auto. Spero di no, io spero veramente che non sia questa la logica e che non sia questo già quello che è stato previsto. In tutto questo dico anche che questo è comunque, rispetto al male peggiore, il male minore. Perché dico questo? Perché in passato molte volte ho visto che abbiamo rinunciato, abbiamo venduto un giocatore di cui avevamo necessità e per il quale non avevamo l'alternativa, e l'abbiamo venduto rimanendo in mutande. Almeno da questo punto di vista il fatto di averne tanti ti porta a dire, se proprio lo devo vendere, a quel punto non rimango in mutande. Contemporaneamente però questo potrebbe essere anche una strategia, perché dico, il giocatore lo mantengo sul mercato, mi prendo tutti questi giocatori, perché nel caso in cui mi arrivi la grande offerta lo vendo, ma non rimango poi con l'acqua alla gola, costretto magari a spendere i soldi che ho incassato per cercare un giocatore all'ultimo momento che possa rimediare al danno che ho creato. Quindi è tutto un meccanismo abbastanza complicato, che è tipico del mercato, del quale io sono veramente non vado molto d'accordo con il mercato. Voi siete molto più bravi di me in questo. Io sono uno studente, sono un apprendista e nell'analizzare le cose mi rendo conto e faccio fatica, perché va contro la mia morale, la mia anzianità, il mio passato. Ecco, mi ritrovo molte volte in difficoltà rispetto a questo, però devo dire che anche la logica di questi anni
se andiamo a vedere la logica di squadre di dimensione di questo tipo, quando parlo di dimensione di questo tipo parlo di dimensione a livello di risultati, perché poi se dovessi parlare sempre per la mia anzianità, per i miei concetti arcaici e via dicendo, di quello che è il valore del Cagliari, mi prenderebbero in giro per una settimana continuando a ma dove vivi? Vivi nel passato, guarda che è finita, le bandiere non esistono più e via dicendo, le cose che mi sento dire ogni volta che io vivo di nostalgia. Vivi di romanticismo, e questa è la realtà, perché se ci togliamo anche questo, buonanotte. E quindi alla luce di tutto questo, secondo te qual è l'obiettivo del Cagliari Pisacane quest'anno? Cioè Pisacane che tipo di Cagliari vorrebbe? Il Pisacane è costretto a preparare 3 attacchi diversi da qui al 31 agosto per capire poi quale gli rimane. Cioè, nel senso che se la logica è quella che stiamo dicendo, lui deve tentare di far crescere tutti questi giocatori d'attacco che abbiamo citato, perché al momento finale, a seconda di quello che gli rimane, deve essere in grado di giocare. Ci sta. Sì, tra l'altro che è come è successo l'anno scorso, perché lo ricordiamo sempre, l'anno scorso il Cagliari chiude di fatto il precampionato con l'attacco Piccoli, Lufumbo, Zortea, e poi abbiamo visto di lì a poche settimane come si è cambiato tutto, quindi vedremo effettivamente che tipo di evoluzione avrà anche questo Guardate mercato. che Pisacane, secondo me, non l'abbiamo mai detto, forse l'abbiamo detto solamente marginalmente, ha messo insieme tutto quello che lui studia da calciatore con l'arte di arrangiarsi del napoletano. Ed è stato bravissimo, perché poi quell'attacco è variato altre 4 volte almeno durante il campionato per diversi incidenti. E lui, secondo me, la più grande capacità che abbia avuto, non si è messo mai a piangere. Questo è un messaggio che mandi anche alla squadra, perché se tu allenatore sei il primo che piange, la Mazzarri per intenderci, secondo te che spirito trasferisce alla squadra, anche a quelli che non hanno mai giocato? Il fatto di non disperare di fronte all'infortunio ha in qualche modo fatto crescere l'autostima di quelli che stavano alle spalle, perché magari io dicevo, guardate che io al momento opportuno ho bisogno di voi. Nel momento in cui si è infortunato, invece di andare a piangere per l'infortunio, li ha messi dentro e ha valorizzato quello che ha fatto prima. Cioè, ragazzi, oggi la comunicazione occupa l'80% del successo e lui da questo punto di vista è stato veramente bravo in questo. Poi può avere 1000 difetti, può avere può essere un incapace, però già quando tu sai comunicare dentro una squadra con tutte queste dinamiche, passaggi, partenze, legami che non esistono a livello identitario, ecco, se non sei bravo a gestire questa situazione diventa complicato. Vito, l'ultima domanda, perché poi sappiamo che hai da andare, ma cosa ti aspetti sul fronte societario? Perché già, insomma, ieri c'è stata questa, no, avanti ieri in realtà, abbiamo rivisto Maurizio Fiori, vicepresidente del Cagliari, che era presente a Villanova Truschedu per l'inaugurazione di un Mi scuso nuovo con loro, murale. non sono riuscito a venire, ho invitato anche io, ne approfitto per scusarmi con gli amici di Villanova, poi alla fine tu sai che il camp è parecchie energie, non sono riuscito ad arrivarci, anche se poi spontaneamente avevo detto sì per anche questo per romanticismo, è stato bello ricordarmelo. Sì, è ricomparso però mi viene in mente la tipica frase del Nord Africa, vedere cammello, cioè, nel senso che noi non stiamo vedendo il cammello, cioè si parla, poi il cammello non lo vediamo. Questi passaggi che ci sarebbero dovuti essere, che erano delle opzioni, questa cessione di quote, passaggio di quote, secondo me c'è a monte di tutto, non è poco, c'è lo stadio, c'è la questione stadio, cioè secondo me tutto questo passaggio ruota perché lo stadio è la cosa più appetibile per questi nuovi azionisti, a mio giudizio, è più appetibile di tutte, cioè anche da questo punto di vista non c'è tanto romanticismo legato al Cagliari, a quello che vorrei, cioè compro il Cagliari perché il Cagliari è una storia, perché il Cagliari rappresenta un popolo, via dicendo, cioè non c'è l'attrazione del Cagliari Bilbao di cui si parla, c'è l'attrazione del Cagliari Stadio con tutto quello che ruota intorno, e quindi gli azionisti vengono perché c'è la torta, non perché si compiono gli anni in Cagliari. Da questo punto di vista dico, se non c'è la torta forse non vengono al compleanno. Ho avuto questa sensazione da quello che non è accaduto in questi mesi, cioè quel passaggio di azioni che avrebbe dovuto portare ad accelerare anche un passaggio di società che a mio giudizio trova riscontro anche
in ciò che è ventilato, si annuncia, si dice all'interno della Floor Seat. Sì. Vedremo effettivamente che tipo di evoluzione avrà anche questa vicenda. Vito, grazie davvero di essere stato con noi. Ci vediamo presto, buona giornata e buon lavoro. Un abbraccio. Ciao Vito, ciao. grazie, ciao. Eccoci qua. Aspetta, ci mettiamo un po'. Sì, a proposito di stadio, ricordiamo anche che come si dice, oggi ci sarà in commissione urbanistica la riunione con l'esame del PEF, del piano economico finanziario, insomma, è uno dei vari passaggi chiave di questa vicenda. Il Cagliari e Comune puntano a chiudere tutto entro il 31 di luglio, mancano 18 giorni. Domani il Consiglio Comunale, tra l'altro, si riunisce, ma non si parlerà di stadio, per poi avere insomma la delibera da sottoporre al voto del Consiglio, con la dichiarazione di pubblico interesse, diritto di superficie. Insomma, i temi sono sempre quelli, e il 20 agosto come data limite per pubblicare il bando, appunto, per l'inizio dell'aggiudicazione dei lavori. Manca un mese e una settimana. Come sempre in Italia e in Sardegna si fa tutto all'ultimo. Vedremo se ci saranno effettivamente i tempi. Vedremo se ci saranno veramente i tempi per farlo. Malagò settimana scorsa, no? Vi abbiamo riportato anche il contenuto della come si dice, della lettera che ha mandato alla presidente Todde, al sindaco Zedda, appunto, e al Cagliari tramite Giulini, mettendo un po' di fretta, cioè, per capire allora, cosa volete fare, cioè quando esatto, perché poi i tempi sono brevi, brevissimi, anzi non brevi, brevissimi, per cui vedremo un po'. Per rispondere a Emanuele, Belotti non è ancora stato annunciato, ma credo che sia una roba di ore, fondamentalmente. Sì, perché è presente, quindi. Esatto, mentre Fazzini e Winks, se tutto va bene, dovrebbero arrivare nel pomeriggio, quindi anche in quel caso vi aggiorneremo in merito. Son Goku dice: quanti passaggi e autorizzazioni ci vogliono per demolire e costruire su un terreno che è già del comune, si deve chiedere il permesso da soli. Ricordatevi sempre il fatto della, in qualche modo, unicità di questo provvedimento, di questo procedimento, scusatemi, non provvedimento, procedimento. Nel senso che il vero nodo è il fatto che sia un progetto che vede coinvolti praticamente a metà o quasi pubblico e privato, e quindi, non essendoci con questo tipo di configurazione dei precedenti al momento in Italia, cioè, purtroppo si tende un po' a rallentare, perché ci si muove veramente sulle uova. Mettiamola così. Oh, mamma mia. No, ma io capisco tutti, perché se io fossi il responsabile del procedimento, cioè quello che mette la firma e che poi effettivamente ha la responsabilità di tutto quello che succede, certo, mi comporterei esattamente nello stesso modo in cui si stanno comportando in comune. Cioè, perché bisogna sempre ricordarsi queste cose, perché poi da fuori ci si dimentica. Molto più semplice. Esatto. Vero. Esatto. Però si parla appunto di tempistica. Il discorso è sempre legato alle tempistiche, non tanto il discorso è che c'è stata un'accelerazione nell'ultimo anno su un qualcosa che si poteva affrontare molto prima. È tutto lì. Cioè, su quello, quando Giulini in conferenza stampa dice siamo rimasti 10 anni così, fermi, su quello ha ragione. Cioè, poco, cioè, puoi essere d'accordo o in disaccordo col suo, cioè, con la sua storia, con quello che è stata la sua
il suo mandato a presidente, tutto quello che volete, ma su quella frase ha perfettamente ragione e sfido anche i più ostinati detrattori a non dargli ragione, perché è così, c'è poco da fare. E quindi, ragazzi, ripeto, il problema è che poi si accelera tutto in una volta, e accelerando tutto in una volta capita che molte cose te le perdi per strada e che magari ti dimentichi il dettaglio, tralasci un dettaglio e tutto. Però, ripeto, il RUP, come ricorda Agnolotto, che sarebbe responsabile unico del progetto, del procedimento, che è colui appunto che ha la responsabilità reale su tutta la vicenda. Parliamo poi, se un bullone viene avvitato in modo diverso, è colpa sua, certo, capito? è una Quindi, responsabilità ampia, penale, ecco, insomma. ecco. Non è uno scherzo e su questo non c'è il minimo dubbio. Il discorso è legato, ripeto, semplicemente al fatto che per 10 anni il tutto è rimasto fermo. Quindi nell'ultimo anno, più di così, non si può fare evidentemente, perché ci devono essere esattamente dei tempi tecnici per verificare tutto, perché uno non è che mette la firma e poi dice vabbè, metto la firma e poi vediamo. Ovviamente non è così, il discorso è prima. In quei 10 anni cosa hai fatto? Hai dormito, c'è poco da fare. Questo lo sappiamo, e ora i nodi vengono al pettine. Ora la linea scade inevitabilmente il 20 di agosto. O sei dentro o sei fuori. Su questo mi pare che non ci siano dubbi, ed era anche quello che era uno dei contenuti della lettera di Malagò. Giustamente, anche perché 2032, siamo nel 2026, mancano 6 anni, ci sono tante città che vorrebbero fare, anche se Cagliari è ancora quella più in vantaggio. Ma se ci pensate, perché il ragionamento che dice Luca sul fatto di vendere l'area dello stadio alla società e tutto, al di là di vendere magari l'area dello stadio o nello specifico quella dove c'è il Sant'Elia o un'altra area e tutto, il fatto è che già in Italia ogni tipo di procedimento è lunghissimo. Anche semplicemente costruire una casa in campagna, per dire. Deve avere autorizzazioni di ogni tipo. Immaginatevi costruire un palazzo in città, immaginatevi costruire uno stadio in città, soprattutto uno stadio su uno stadio preesistente che è diventato un rudere nel frattempo. Si poteva gestire tutta la vicenda in maniera diversa già dai tempi della precedente precedenza, da quando c'era Cellino. Poi, ripeto, in Italia ci sono stadi storici che sono stati rattoppati, che sono stati sistemati, però poi alla fine tutti vogliono lo stadio nuovo, perché lo stadio nuovo ti porta tutta una serie di elementi di crescita che appunto anche soltanto rimettere a posto uno stadio vecchio non ti dà. Ma pensate, c'è come mettere a posto una macchina che ha 300.000 chilometri o prendersi una macchina nuova. È evidente che ci sono situazioni diametralmente opposte, comodità, tecnologia, tutta una serie di elementi che sicuramente vanno considerati. Già se il privato da solo ha delle difficoltà a livello di tempistica a costruire, anche se c'hai i soldi, immaginatevi cosa può essere se si aggiunge un elemento di difficoltà, ovvero il partenariato pubblico-privato su un terreno in cui devi demolire l'esistente per ricostruire. Poi ci sono situazioni appunto in cui il privato ha possibilità di costruire e costruisce, gli vengono date le autorizzazioni, ad altre persone non succede, però siamo in Italia. Sappiamo, perché da questo punto di vista niente di nuovo, anzi ulteriore conferma di quello che è un sistema sicuramente troppo farraginoso, troppo lungo, però da questo punto di vista sappiamo benissimo che adesso c'è la scadenza, c'è poco da fare. 20 agosto o sei dentro o sei fuori.
a meno che non ci sarà un ulteriore slittamento, il che non mi stupirebbe. Ma aspetta, ma visto che comunque attenzione. sono Allora, attenzione. Allora, il problema però è che il 20 agosto se vuoi fare gli europei, cioè, parliamo degli europei, ma certo. il fatto che ovvio. se tu bruci il 20 agosto non vuol dire che non fai lo stadio, eh. No, non partecipi alla candidatura agli europei, che Ma comunque è un evento e comunque al importante. Cagliari cosa gliene frega? Al Cagliari in sé? No, io parlo a Cagliari città e a tutto quello che può essere l'indotto di un europeo a Cagliari. Sì, ma al Cagliari è Assolutamente. l'interesse Sì, certo, che l'europeo certo, venga fatto o certo, meno, certo. è questo. Non è la priorità, ovviamente, la priorità è lo stadio, ovviamente. Cioè, Però, se il bando parte il 25 opportunità. agosto e non il 20 e hai perso tempo, hai perso il treno degli europei, ma fai comunque lo stadio. No, va benissimo, comunque. È chiaro cioè, che il comune spinge da quel punto di vista, è ovvio. ma anche perché così è una scadenza, altrimenti la trasli sempre di più, di mese in mese. Quindi è un'opportunità che non è determinante, ma se perdi questa opportunità, sai qual è il rischio? Che poi, ok, va bene, allora abbiamo preso questa opportunità, non c'è altra scadenza, magari viene traslato 2, 3, 4, 5, 6 mesi e ritorniamo Ma sempre non al lo solito so, discorso. non lo so, non lo so. Io ripeto, per me sarebbe Non lo una so. grossissima opportunità il discorso degli europei, che non, ripeto, non è determinante, come giustamente dici tu, però è una scadenza e fai in modo che entro quella scadenza tutti i pallini siano al posto giusto. Questo. Poi, ripeto, se non saranno europei, l'importante è lo stadio, su questo non ci piove, anche perché mi pare che sia stato detto più volte, anche lo stesso presidente Giunini l'ha detto, l'Unipoldomus sarebbe stata costruita in un'altra maniera se avesse avuto tutti questi anni di attività. In teoria doveva durare 2 o 3 anni, era un qualcosa di provvisorio che sta diventando non più provvisorio, non definitivo, ma insomma tanti anni, ha tante problematiche lo stadio, l'Unipoldomus, tante. Quindi Vedremo. Vedremo. Chiaramente da questo punto di vista siamo solo spettatori, possiamo solo raccontarlo, quindi non abbiamo sicuramente noi non abbiamo nessun margine di manovra, quindi su questo credo che sia abbastanza evidente. Va bene, ragazzi, chiudiamo questa puntata di Buongiorno 131 Estate, ma ci rivediamo stasera ore 18:30 con il Cagliari in ritiro, quindi con la prima vera puntata della rubrica che poi seguirà da qui fino al 1 agosto tutto il ritiro del Cagliari, quindi iniziamo con la parte a Seminese per poi trasferirci chiaramente dal 21 di luglio in altura a Ponte di Legno. Quindi ci rivediamo stasera, caro il mio LDL. Esatto. Ce l'ho detto all'inglese per Winx, perché hai così visto? poi... Bisogna già abituarsi. Esatto. Hi Henry, I'm LDL. È bellissimo, non vedo l'ora. Spero, guarda, che passi mentre siamo in diretta e che tu gli possa dire questa cosa. Spero veramente. Sono disposto a pagare, credo, anche quasi tutti coloro che stanno assistendo a questa diretta in questo momento. Mi raccomando, stasera, se dovesse succedere questa cosa, donate, perché così poi Luca è soddisfatto. Va bene. No, per chiudere, stasera. chiaramente, esatto, ci vediamo stasera, poi tenete sempre le notifiche attive anche su Instagram per l'arrivo di Harry Winks e Jacopo Fazzini. Come dicevo prima, avendo fatto le visite molto presto, per me non è impensabile che arrivino dopo pranzo, ecco, come orario, in maniera tale poi da essere già, chissà, magari pronti per l'allenamento, potrebbe anche andare così. Vediamo se effettivamente sarà questo poi il piano anche del Cagliari. In ogni caso noi vi aspettiamo dalle 18:30 appunto in diretta con il Cagliari in ritiro, con il buon poliglotta Luca Di Leonardo all'ingresso della clubhouse di Assemini, e poi continueremo a commentare un po' quelle che sono le ultime sul fronte Cagliari. Quindi grazie Lucone. Grazie a te Fra, grazie ovviamente a tutti quanti e ci vediamo stasera. E sigla. Ciao! Molto bene, ciao! Ciao, sono Fabio e sono il titolare della Credisar.
Oggi vi presento la nostra squadra. Ciao, sono Antonella e mi occupo del caricamento e della gestione delle pratiche. Ciao, sono Marzia e mi occupo dell'accoglienza clienti e del back office. Ciao, sono Franco, mi occupo di consulenza finanziaria alle imprese e ai loro dipendenti. Credisar è un team di esperti in consulenza e di professionisti nella gestione delle pratiche per la cessione del quinto, prestiti personali, anticipo del TFS, mutui casa e finanziamenti dedicati alle piccole e medie imprese. Siamo una realtà giovane, nata nel 2022, ma con una lunga esperienza pregressa nel settore. Ci piace descrivere Credisar come persone al servizio delle persone. Infatti per noi non sarai mai un numero di pratica, ma un amico da guidare passo dopo passo verso il miglior progetto pensato su misura per le tue esigenze. Il nostro slogan è persone, non pratiche. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.